Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo quali sono le influenze astrali colorate ovviamente dal transito della Luna attraverso le costellazioni di questa giornata e che riceviamo appunto oggi e che cosa ci inclinano maggiormente a fare. Prima però di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano ed iscrivervi ovviamente anche al mio canale. Vi ringraziamo sempre per il vostro sostegno e per la vostra partecipazione. Vediamo dunque questa giornata, lunedì, dove la Luna ha un maggiore influsso proprio perché è reggente di questo giorno, è dominatore del giorno e ricordiamoci anche che siamo in una fase crescente, dunque siamo in una fase espansiva dove le forze in gioco sono sicuramente favorevoli per quelli che sono gli accrescimenti in generale. La costellazione con cui si apre la giornata è Sagittario, dunque questa associazione Luna-Giove è sicuramente molto favorevole per quanto riguarda anche i guadagni e le possibilità di espansione, i momenti fortunati, dunque la Luna in questo caso va ad accrescere, ad amplificare il già molto positivo Giove che ritroviamo appunto come reggente della costellazione Sagittario. Dunque è sicuramente una giornata molto favorevole anche e soprattutto per gli studi, dunque per tutte quelle situazioni in cui vogliamo elevarci moralmente, psicologicamente e sicuramente saranno favoriti appunto questi ambiti. Non si esclude che possiamo avere un maggiore intuito, un'intuizione più veritiera, qualcosa di più mirato, quasi come se un sesto senso ci guidasse nell'arco di questa giornata. Attenzione però a un accerchiamento che la costellazione Bilancia forma con la costellazione Leone e dunque è possibile che si possano avere delle incomprensioni magari momentanee con qualche partner, possibilmente una figura maschile di rilievo e che sicuramente ha una sua importanza o che comunque alcune tensioni possano ad ogni modo, soprattutto nei rapporti collaborativi, stimolarci a tirare fuori magari un po' un orgoglio, comunque qualche risorsa di questo tipo. Per quanto riguarda ovviamente gli influssi generali, è chiaro che dovremmo fare attenzione agli spostamenti via mare oggi, preferibile evitarli, anche perché la Luna di suo già avvicina all'acqua, ma questa doppia presenza di Bilancia e alcune posizioni che si creano fra le varie costellazioni sconsigliano di spostarsi via mare. Preferite dunque spostamenti via terra o via aria. Per quanto riguarda comunque l'andamento del giorno, è un andamento molto favorevole, abbiamo veramente una fase di accrescimento e dunque se sapremo cogliere le buone occasioni e anche le buone collaborazioni, perché il fatto di entrare comunque in contrasto o di avere uno scambio intenso con qualche nostro collaboratore o con qualcuno che ha comunque un ruolo importante per noi non significa assolutamente che debba essere un qualcosa di negativo, anzi piuttosto risulta essere un accrescimento, qualcosa di molto positivo. Potrebbe destare qualche preoccupazione la figura paterna o una figura che appunto per noi assuma insomma un ruolo di tipo paterno. Direi che ho detto più o meno tutto per quanto riguarda la giornata di oggi. Le possibilità dunque sono molte, sono sicuramente importanti, magari potremmo anche decidere di avviare o di accogliere un'attività, un lavoro che non necessariamente portino un immediato riconoscimento di natura economica, ma il riconoscimento maggiore che ci proverrà da qualsiasi attività iniziata oggi sarà sicuramente
un appagamento nell'aver fatto qualcosa che ci piace e qualcosa che ci dà comunque la soddisfazione, la sensazione di essere stati utili. Dunque, cogliamo le occasioni di questa giornata e viviamola assolutamente in serenità. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così potrete vedere nuovamente la mia gatta se dovesse tornare a farci una sorpresa. Iscrivetevi anche al canale del Marietto Veneziano e mi raccomando, restate in contatto per i prossimi aggiornamenti. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Edgarda, a presto!